La razzia di furti sul territorio non si arresta. Questa volta è stata colpita una villetta in via Filzi, a Cittadella. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 19, mentre la famiglia era via. E non hanno portato via assolutamente niente. Il problema è che fanno danni ai serramenti perché sia il portoncino d'ingresso l'hanno sforzato con il piede di porco, diciamo, no? E invece dall'altra parte abbiamo una vetrata e hanno proprio tolto il vetro. Hanno fatto un foro nella porta finestra, girando la maniglia poi sono entrati. La prima volta a settembre era successo così. Infatti da quella volta lì abbiamo messo tutti i chiavistelli, perché abbiamo detto, vabbè, è una sicurezza in più. Si sono dati alla fuga appena hanno sentito l'auto dei proprietari, lasciandosi alle spalle una casa completamente messa a soqquadro. Siccome la prima volta loro sono andati direttamente nella camera padronale, tra virgolette, in quella mia e di mio marito, e hanno aperto dappertutto, cassetti, armadi, hanno svuotato tutto, però ecco, nella camera e poi nel salotto dove abbiamo il divano, che lì hanno aperto tutti i cassetti. Però più di quello no, perché presumo, almeno i carabinieri sono stati qua ieri sera, hanno detto che probabilmente loro avrebbero fatto di più, ma li abbiamo colti nel fatto, tra virgolette, quindi non hanno avuto il tempo di rovistare ulteriormente. È stata una brutta esperienza perché è già la seconda volta. E la prima noi ci siamo trasferiti a Cittadella il 19 di agosto e il 30 di settembre sono venuti per la prima volta, quindi 2025 parlo, quindi neanche 4 mesi fa. Segnalazioni nello stesso giorno anche a Fontaniva e a Tombolo.